Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. È la 32enne Maria Rita Gravagna la vittima dell'incidente stradale mortale avvenuto ieri pomeriggio a pochi chilometri da Troina. Il sinistro avrebbe coinvolto 3 mezzi, si contano 4 feriti, tra cui il marito della donna e la loro figlioletta di 4 anni. Si sfiora la tragedia a Marina di Ragusa dove una 14enne è precipitata dal terzo piano di una palazzina. L'impatto con il suolo è stato violentissimo e dopo l'arrivo dell'elisoccorso è stata trasportata in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania. Incidente ferroviario sui binari della Torino-Milano dove sono morti 5 operai travolti da un treno. 2 di loro sono siciliani, si tratta del marsalese Giuseppe Saverio Lombardo e del bessinese Kevin Lagalà, la vittima più giovane della tragedia. Denunciate 7 famiglie per furto di energia elettrica nel quartiere catanese di San Cristoforo. Si erano allacciate alla rete pubblica tramite un cavo abusivo, escludendo così anche tutti i dispositivi antinfortunistici con grave rischio di cortocircuito. Paura sull'aereo che da Catania doveva atterrare ad Ancona. In fase di decollo il velivolo è dovuto tornare indietro per un grave problema al motore. Momenti di panico a bordo tra i passeggeri che hanno sentito un colpo fortissimo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.